Inoltre passo subito la parola a Fulvio Mattioni perché ci aiuti a leggere i dati, cioè cosa raccontano i dati che lei sta per illustrare? Cioè vanno verso la realizzazione del sogno di giustizia? Il sogno che appunto inseguono i poveri italiani, stranieri, migranti che arrivano sulle nostre coste? Se la decrescita infelice... Sicuri? Siamo sicuri? Mi sentite? Meglio? Beh, niente, parlando con Don Paolo, lui mi parlava e mi poneva questa domanda: beati i poveri? Io dopo un po' ci ho pensato, ho detto, beh, saranno beati i poveri se è beata anche la decrescita infelice che c'è stata. E dice, ma che c'entra la decrescita infelice? Allora ho cercato di buttare giù 4 numeri per spiegare questo rapporto stretto che ho messo anche all'inizio della mia slide, cioè ho messo vicino povertà e necessità di seminare. Quello è un bellissimo quadro, Seminatore al tramonto. E anche se siamo al tramonto, io perché sono vecchio, la nostra società perché è abbastanza vecchia, ma insomma ci sono anche i nostri giovani, ci sono gli immigrati, ci sono tutta una serie di persone per le quali dovremmo seminare qualcosa e non continuare a rendere arido il terreno. Io, se i numeri parlassero, sarei un economista chiacchierone, perché adoro i numeri. Offrono la possibilità di non dare i numeri. Ho tenuto una volta una rubrichetta su un settimanale e il titolo era proprio questo: numeri per non dare i numeri. Inizio subito. Questa è la prima slide, le altre non saranno così elaborate, farcite. Mi serve per dire che cosa? Per introdurre il tema del rapporto che c'è tra reddito, decrescita infelice del reddito, impoverimento del lavoro, lotta alla povertà, perché insomma diciamo che la povertà, difformemente da chi pensa che la povertà sia un problema di poltronismo italico o di furberia italica, beh, insomma, in realtà è una strategia comunitaria che ha almeno 25 anni di esperienza e mi sembra strano che chi ci governa non abbia cognizione di questo. Dopo espliciterò quanto sto accennando. Allora, il primo punto è non serve che impariate tutti i numeri in memoria. Questo è il reddito prodotto dall'economia, cioè il PIL, nel periodo dal 2008 al 2021. Cioè se noi mettessimo assieme, sommassimo i guadagni di reddito, gli incrementi di reddito che sono stati fatti in questo periodo, in 14 anni, otterremo questo. La Cina cresce il proprio reddito, la propria fetta di torta, chiamando a mangiarla i suoi residenti, di oltre il 100%. Questo naturalmente ha portato a mitigare la povertà di quel paese, anche se naturalmente ha introdotto altri problemi, sicuramente di impatto ambientale, eccetera, eccetera. Anche i paesi della comunità europea non aderenti all'area dell'euro sono cresciuti quasi di un 30%. L'economia mondiale è cresciuta del 43% circa, quella statunitense, che è quella leader, della metà. E vado subito, mi avvicino a noi, l'Eurozona, quindi 19 paesi in cui c'è la moneta unica, appena del 9,1%. A noi, e lo vedete nella parte bassa e messa in rosso della tabella, la decrescita infelice, che è quella di cui parlo io, è quella con cui dobbiamo fare i conti, perché questo spiega perché noi abbiamo una povertà decisamente superiore in Italia. Ovviamente non parlo di quella del terzo e quarto mondo, parlo della nostra. È riservata all'Italia questa decrescita infelice. Siamo calati del 5,5, di 5 punti,5 percentuali in 14 anni, quindi anziché crescere siamo diminuiti. E poi anche la piccola Grecia, tenendo presente che comunque, per quanto spiaccia,
Ecco, comunque si tratta di un territorio molto più piccolo, diciamo che vale la Lombardia come abitanti e vale un terzo rispetto alla Lombardia come reddito. Manca l'appello del nostro Friuli Venezia Giulia che perde un 7,6% di reddito, di economia. Forse è un dato che vi sembra strano perché se uno legge il giornale, e in particolare le cronache di Guine, sembra che siamo bravissimi, facciamo miracoli. I numeri non dicono questo. E la colpa non è del lavoro, come vedremo poi. Devo dire che all'interno del nostro del Friuli Venezia Giulia, però, chi cala molto di più è il Friuli, nel senso che Trieste ha trovato una sua via, per fortuna, e sono contento per loro, mentre il Friuli no, e peggio di tutti fa la nostra bella provincia di Udine. La domanda, forse un pelo retorica, ma è Beata Italia, Beat Friul? In particolare sottolineo quest'ultimo aspetto. La seconda slide, ne ho solo 5, ne ho ancora 3, va a conteggiare quelle che sono le persone a rischio di povertà in Italia. Le persone a rischio di povertà in Italia sono definite come somma tra gli indigenti, i poveri dei poveri di cui accennava prima Don Paolo, e i poveri relativi, che vengono definiti in base a parametri in cui in qualche modo era stato accennato anche prima. Che cosa succede nel passaggio dal 2007 al 2021? Accade che le persone a rischio di povertà passano dai 7,9 milioni del 2007 ai 14 milioni e passa del 2021, cioè raddoppiano in qualche modo. Gli indigenti, quindi i poveri tra i poveri, triplicano, passano da circa 1,8 milioni a quasi 5 milioni e 600 mila, numero che veniva già citato in precedenza. Quindi triplicano, mentre i poveri relativi si moltiplicano per 2,9 volte, quindi in qualche modo insomma abbiamo triplicato la sfortuna. Siccome già nel 2018 avevamo oltre 5 milioni di indigenti, l'Italia ha adottato il reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza. Questo perché l'Unione Europea ci diceva, ma insomma, siete i più sfigati, scusate il termine tecnico, ma diceva proprio così, siete i più sfigati e datevi da fare. Cioè trovate una misura di fronteggiamento come hanno fatto tutti in Europa. E quindi, siccome ce lo dicevano da tempo, si è messo in piedi una figura, dopo qualche tentativo, qualche sperimentazione, si è messo in piedi questa misura di contrasto, tenendo presente, e lo ripeto, che il contrasto alla povertà è una politica comunitaria che è partita già nel 2000 con la strategia di Lisbona, se qualcuno se la ricorda, che addirittura diceva noi saremo così bravi, noi Unione Europea, voi Italia, per cui il 2010 festeggeremo l'anno di povertà zero. Poi il 2010 è arrivato, non è andata così, e abbiamo partorito un'altra strategia, Europa 2020. Questa, diciamo, assumeva un obiettivo un po' più modesto, diceva, vabbè, insomma, se non riusciamo ad abbattere la povertà a zero, abbattiamo almeno di 20 milioni il numero dei poveri, delle persone a rischio di povertà. 2021 non è andata nemmeno così, la UE ci riprova con la strategia 2030. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la ricca Europa si era posto già il problema di fronteggiare la povertà. E siccome noi non siamo tra i più ricchi d'Europa, risulta strano che non abbiamo questa stessa sensibilità. Quindi uno si domanda, anche se fa l'economista, ma dove vive e quali valori pratica chi ritiene che la povertà originata sia da poltronismo e furberia? Come si può ignorare l'intervento ad hoc della ricca Europa? Come dice Crozza, imitando qualcun altro, dice pensiamoci su. Terza tabella. Questo, diciamo, entra proprio a mostrare l'evoluzione degli indigenti in Italia, mette a confronto il 2007 con altri anni, 18, 19, 20, 21. I numeri sono quelli accennati prima.
Mi serve semplicemente per dire che l'adozione del reddito di cittadinanza avvenuta nell'aprile del 2019 ha consentito di mitigare il fenomeno dell'indigenza. Ha abbattuto di 400.000 il numero degli indigenti in soli 6 mesi di operatività, perché ovviamente c'è stata una rincorsa al beneficio, come è giusto che fosse. La pandemia del 2020 naturalmente ha colpito tutti, ma ha colpito ancora di più i più deboli, funziona sempre così, sia nell'economia che nella società, però il fatto che ci fosse attivo già nel 2019 e quindi ancora nel 2020 il reddito di cittadinanza ha preservato dalla povertà non meno di 1 milione di persone. Quindi i numeri non fanno vedere, ma insomma c'è stato questo importante effetto positivo. Un difetto tremendissimo del reddito di cittadinanza è che, ma questo è dovuto a motivi politici sicuramente non tecnici, discrimina gli immigrati perché dice dovete essere residenti in Italia da almeno 10 anni. Come sapete è notizia di pochi giorni fa il fatto che l'Unione Europea ci ha detto questo è un atteggiamento discriminatorio, metteteci una pezza e risolvetelo. Per dire la verità l'ha fatto anche per l'assegno familiare. Una piccola riflessione: dall'aprile del 2019 al 31/12/2021 si sono spesi per il reddito di cittadinanza circa 23 miliardi di euro. Dice, una cifra mostruosa. Dice, valutiamo un momento. Nel solo 2020 si è speso per i ristori alle imprese, che non sono contributi agli investimenti, si chiamano ristori. Cioè vuol dire che sono dei regali dati non per alcuna funzione aziendale. Tant'è vero che chi li ha presi li ha messi in banca. Allora voglio dire, era meglio chiamare il reddito di cittadinanza ristori ai poveri? Era più bello? Ci facevamo miglior figura? Non credo che sia un problema nominalistico, vero? C'è anche un problema di equità, vuol dire un conto, anche da un punto di vista non solo dell'etica, ma anche dell'economia. I ristori sono stati soldi tratti fuori dal ciclo economico. Io li ho tirati fuori dalle tasse degli italiani e li ho messi in banca. Dall'altra parte invece la stessa quantità di risorse è andata a sostenere solidarietà ed inclusione ed è entrata nell'economia, perché questi poi hanno mangiato, si sono vestiti e hanno fatto quanto era il minimo necessario fare. Il 2023 mi pare un anno tremendo da questo punto di vista. Tenete presente che il 2021 e il 2022 sono stati anni molto buoni dal punto di vista della crescita economica, più 7% nel 2021, più 3,7% 2022. Ovviamente trainata dal pubblico, dai quattrini pubblici, non da uno scatto e da una frenesia imprenditoriale privata. Il punto è che la crescita del 2023 è attesa a essere attorno allo 0, qualcosa, 0,6, 0,8 le ultime buone previsioni, ma sono ancora previsioni, potrebbe, se qualcosa va male, torniamo vicino allo 0, che era quello che noi pensavamo fino a un paio di mesi fa. E quindi qui c'è il tema del crescita economica non ci sarà, o sarà limitatissima, 1, 2, il sostituto del reddito di cittadinanza, il MIA, no? Si chiama così, poi vedremo che cosa prevede anche. Quello che però è abbastanza certo è che prevede un doppio taglio, un taglio ideologico dovuto a un'ideologia che è quello di dire gli occupabili fuori dalla percezione del reddito dal MIA. Gli occupabili, il problema è che questi occupabili sono occupabili sulla carta, ma di fatto non sono occupabili perché in genere sono persone molto fragili dal punto di vista sia della formazione lavorativa, delle esperienze, eccetera, ed altri problemi, sia perché qui manca lavoro, quindi volevo dire come fai a occupare un occupabile se non c'è una domanda di lavoro? L'altro aspetto è quello finanziario, che sicuramente ci sarà un taglio, un ridimensionamento, tra l'altro molto mal distribuito tra le varie categorie di percettori. Penultima slide, mancano lavoratori? Qui l'economista Mattioni dice ma che? Manca il lavoro? Ma siamo sicuri?
Questa tabellina che cosa ci dice? È una tabellina che rendiconta la retribuzione annua percepita dai 16,2 milioni di lavoratori italiani dipendenti nell'anno 2021 per classi di retribuzione annua avuta. Beh, fino a 5.000 euro, quindi non è neanche detto che siano 5.000 euro, e fino a 5.000 euro troviamo 2,7 milioni di lavoratori interessati. Molti di questi fanno lavori fino a 3 mesi, quasi diciamo il 90%. Quindi sono lavori precari, sono quelli che si chiamano a chiamata, somministrazione, quelli stagionali. Nella seconda classe di retribuzione, quella che va da 5.000 a meno di 10.000 euro, vi sono altri quasi 2 milioni di persone. Questi lavorano tra i 3 e i 6 mesi per la maggior parte, c'è anche chi lavora da 3 a 6 mesi, e questo è diciamo la malattia che in Italia si chiama part-time involontario, cioè sono quelli che dicono la miseria, faccio il part-time ma non l'ho scelto io avrei bisogno di lavorare di più. Morale della favola, se solo sommiamo queste due prime tipologie, arriviamo a 3,7 milioni di persone che guadagnano a livello annuo una cifra che si pone al di sotto della soglia di povertà. Il che equivale a quasi il 30% di persone. Non vado a discutere di quelli che guadagnano tra 10.000 e 15.000 euro, che insomma si potrebbe anche fare dei ragionamenti, ma penso già che fermandomi alle prime due soglie sia chiara la nostra situazione. E quindi il commento che faccio è: beati i poveri, Don Paolo, solo perché mal comune mezzo gaudio? Come al solito pensiamoci su. Aggiungo altre 3 robe molto veloci e sono queste, per dire che dal 2007 al 2021 le ore lavorate sono calate di 46 miliardi in Italia, meno 9,1%, in Friuli Venezia Giulia dell'8,7%, per capirci. Cosa vuol dire questo? Sono 2 milioni e mezzo di lavoratori part-time in meno, calcolati. Dopodiché, se voi vedete il numero di lavoratori è del 2021 e sarà anche del 2022, sono maggiori quelli del 2007, ma cosa vuol dire? Che ci distribuiamo la miseria tra più persone o le stesse di prima. Il salario medio annuale in Italia è l'unico in Europa, con la Grecia, che è diminuito del 2,7% negli ultimi 20 anni. Allora uno si chiede, e anche questa è povertà secondo me, dobbiamo stupirci se apprendiamo che oltre 600.000, tra quali molti giovani nostri, diplomati e laureati, sono espatriati? E soprattutto sono espatriati ma non tornano. Non sono i miei genitori che andavano all'estero già con una famiglia da mantenere qua e quindi sarebbero tornati il prima possibile, no? Questi sono giovani che trovano morosa, marito, eccetera. Trovano un lavoro dignitoso e trovano la famiglia molto probabilmente all'estero, quindi un impoverimento fortissimo per quanto riguarda noi, no? Sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista degli affetti, oltretutto. Ultima slide, e qui vado proprio alla conclusione, la domanda è FVG Isola Beata, dice valutate voi, mo vi dico 4 numeri, premettendo che in sostanza la situazione che ho descritto adesso il Friuli Venezia Giulia, il Friuli in particolare, la vive con intensità a volte peggiore. E quindi la domanda poi è: autonomia speciale solida e solidale? E questa per me è la domanda che pongo ai nostri candidati. Allora, Friuli Venezia Giulia Isola Beata, dice il PIL dell'economia abbiamo visto che è diminuito di più di quello dell'Italia. 7,6% contro il 5,8% mi pare dell'Italia. Se dovessimo rifarci a un'autonomia simpatica e dice vabbè, a quella più brava di noi sapete che abbiamo un'autonomia speciale, siamo specialissimi, e dice secondo me il Trentino Alto Adige è più speciale perché è aumentato del 9,3% il proprio reddito e non l'ha fatto solo perché ha più tasse.
cioè mantiene tutte le sue tasse all'interno del territorio, perché ormai la differenza tra quelle che abbiamo noi, i decimi che abbiamo noi come Friuli Venezia Giulia e quelli che si beccano loro è veramente molto poco. Sono più bravi, dai, detto in parole povere. Il Friuli Venezia Giulia, grazie alla decrescita infelice, perde 7.000 imprese, cioè l'8,4% del totale nel periodo 2007-2012. Perde 81 milioni di ore lavorate, l'80%, il che vuol dire 50.000 tempi pieni in meno. Demografia, qui avrei potuto fare faville, ma insomma mi limito dicendo meno giovani, 0-14 anni, meno persone in età lavorativa, 15-64 anni, più anziani, insomma qui chiedo un minimo di sostegno e di conforto, meno popolazione totale. Da economista la traduzione di tutta questa pappardella qual è? Fabbisogni di welfare ingigantiti, economia nana o sempre più nana. Questo diciamo, è lo squilibrio che dobbiamo risolvere da subito, cercare di invertire perlomeno la tendenza. Gli espatriati in Friuli Venezia Giulia, insomma, sono oltre 65.000 dal 2007 al 2021, sono aumentati del 50%. Questa è povertà economica, povertà di futuro e povertà di sentimenti che dicevo prima. I lavoratori inutilizzati erano 44.000 nel 2007, sono 85.000 nel 2021, molto probabilmente quest'anno, cioè il 2022, diminuiranno un po', ma diciamo che saranno almeno 80.000. Gli inutilizzati, ho fatto una somma banale, che è quella dei disoccupati più gli scoraggiati. Scoraggiati da noi sono quelli che hanno perso un posto di lavoro, non vogliono cercarlo perché tanto sanno che non lo trovano. Sono quelli da crisi, insomma, non sono quelli strutturali del Mezzogiorno d'Italia, dove dice anche se cerchi lavoro, se non hai imprese che te lo offrono, voglio dire, quello è l'inutilizzato cronico, il nostro è da crisi, da decrescita. E uno si chiede però, leggendo i giornali, dice come mai alle imprese di Friuli Venezia Giulia mancano 30.000 lavoratori quando ne avresti così tanti inutilizzati? O perché non ti dai una politica di formazione per renderteli adatti alle tue esigenze? Anche se trovo, come dire, bizzarro questa insistenza nell'ultimo anno in cui si dice noi abbiamo tanto bisogno di lavoratori qualificati e finora, insomma, li abbiamo scelti col criterio di essere generici e soprattutto di costare molto poco. Io non vedo cambiamenti nella struttura produttiva che ci portano nella prima direzione. Qualcuno addirittura dice, insomma, li porteremo dall'estero questi qualificati. Hai voglia, dico io. Perché dovrebbero venire qui dove paghi uno stipendio non da schifo, scusate, inadeguato? No, da schifo era un termine tecnico, ma so che non passa come tale. E quindi mi sembra un po' una presa in giro, come mi sembra una presa in giro il taglio delle ore lavorate con connesso taglio della retribuzione. Ho capito che siamo tutti obesi, avremo bisogno di fare dieta, ma insomma c'è modo e modo. Ci sono 100.000 persone in Friuli Venezia Giulia a rischio di povertà, 25.000 sono i percettori del reddito di cittadinanza, 32.000 i bisognosi di cibo ristorati dal Banco Alimentare, FVG e ONLUS e di tutte le associazioni che vi ruotano attorno. Penso che la Caritas tra poco offrirà anche la sua testimonianza. Mi paiono una bella ostentazione di povertà, no? Spero che a questo punto sia chiaro il nesso tra le varie tipologie di povertà che ho cercato di mettere in luce e la bla bla economy che costituisce il libro del mio libro, che se volete approfondire trovate fuori. Io penso che può portarci a qualche riflessione simpatica. Domandona finale. C'è qualcuno tra i candidati che vuole un'autonomia del Friuli Venezia Giulia più solida, cioè rendere l'economia più solida e creare lavoro, e più solidale quindi verso i poveri, i lavoratori, i poveri, i giovani che spatriano, i precari, gli indigenti, eccetera? Se qualcuno dice di sì, io penso che, ma è soltanto un modesto suggerimento, anche poco articolato, che in Friuli Venezia Giulia nella prossima legislatura, che si avvierà il 4 di aprile, ci vorrebbe un intervento regionale di contrasto alla povertà. Siamo un'autonomia speciale.
facciamo una roba speciale, no? Un intervento di contrasto alla povertà da far gestire ai comuni, sicuramente, questo sarebbe più efficiente, perché i comuni hanno il polso della situazione, conoscono le persone e quindi col volontariato anche. Questo sarebbe da fare da subito, dal 5 aprile, secondo me. Bisogna formare 40.000 lavoratori inutilizzati in 5 anni, e così abbatteremo il numero di lavoratori inutilizzati da una parte e dall'altra diamo soddisfazione ai fabbisogni e alle esigenze delle imprese. E dobbiamo naturalmente attrarre nuove imprese e imprenditori con una politica industriale che seleziona le imprese per aumentare il lavoro e le seleziona in base ai criteri anche di essere ecosostenibili, sostenibili per l'ambiente. Si tratta di continuare una politica industriale che noi abbiamo fatto per 25 anni nel secolo scorso e che abbiamo completamente abbandonato nel nuovo millennio. Vi ringrazio.